prima di ragionare su questa tavola vorrei dire solo questo, che appunto ad oggi, sulla scorta delle contestualizzazioni storiche che portano all'identità e al carattere specifico dei nostri luoghi, la nostra proposta progettuale della pavimentazione, ed è solo della pavimentazione direttamente presente, quindi di un elemento, come dire, di ricomposizione a terra, di un elemento di rifacimento di arredo, si basa su pochi segni di facile lettura che cercano di dare unità agli spazi aperti, pubblici e sociali, e in generale di dare un'orditura di relazioni possibili tra questi, entro un limite definito. Quindi uno degli ambiti importanti, di limiti del nostro intervento è quello di stabilire i margini, come dire, progettuali, margini, soprattutto nel rapporto tra via Martiri e la piazza della Repubblica. I criteri sono essenzialmente di natura formale e percettiva, elementi di natura geometrica come gli assi direttori di connettivo o la tramatura delle pavimentazioni, degli allineamenti, delle sequenze visive soprattutto verticali come i pennoni, i lampioni e le palme, e il recupero di materiali di colori legati alla nostra storia e ovviamente la nostra storia e tradizione costruttiva che in passato, in interventi precedenti, abbiamo utilizzato. Ma quello che noi adesso vediamo nelle diapositive è una rappresentazione della pavimentazione, quindi con una lettura esclusivamente planimetrica, che sicuramente varia sul piano percettivo, per le condizioni atmosferiche, per la direzione della luce e anche la direzione del movimento in cui la gente, come dire, percorre questi spazi, e anche una visione prospettica a diversa distanza in cui, come dire, il pedone accede a questi spazi. Quindi, per ritornare appunto brevemente allo schema di intervento, noi partiamo da assi di strutturazione per la costruzione geometrica di una griglia che ai bordi, ai lati verticali e orizzontali si sfrangia su una misura modulare di 4,15 metri, che poi ritroviamo anche nelle successive griglie, che è legata alla natura modulare della facciata del palazzo comunale. È un modulo che con un'esattezza dimensionale ci dà questa griglia. Questi assi investono ambiti già eseguiti come la piazza del Duomo, la piazzetta dei Mulini, la piazzetta della Pescheria, l'ex brolo del Palazzo Comunale, e ambiti ancora da eseguire come l'Arengo e il Nuovo Listone. Allora, noi abbiamo in questo caso un asse principale verticale che collega attraverso la porta e la sala delle colonne del Palazzo Comunale. Si vede che non ci siano coordinati prima. Questa è quella verticale che congiunge il brollo, diciamo, attraverso la sala delle colonne, porta appunto il municipio al pennone e allo stendardo. Poi c'è un asse principale orizzontale, ortogonale al precedente, che collega il centro del campanile attraverso il sottoportico alla piazza Gennaria, alla piazza della Repubblica. È una cosa questo asse molto importante. E qui abbiamo degli assi derivati da questi, sempre con modulo 4,15, sia orizzontali che verticali. Poi ci sono gli assi del Nuovo Listone, che proseguono sulla direzione verticale di quelli dell'Arengo, e i mezzi assi delle piazzette Catinari e San Marco. Gli altri elementi, come dire, di relazione compositiva, dopo la costruzione gerarchica degli assi di queste griglie, entro il perimetro di intervento, configurando peraltro gli Listone come un percorso pedonale di connettivo, di unione di ambiti, entro appunto lo spazio e l'ambito del Duomo, quindi della chiesa di Sant'Andrea, della piazza e del campanile,
abbiamo la Piazza della Repubblica o Piazza delle Botteghe, il listone passante del portico Gattinari, abbiamo appunto il Palazzo Comunale, la piazzetta San Marco o del Mercato, il parallelo del Corso Marte della Libertà e poi lo stendato. Quindi le parti costruttive degli elementi di intervento e di arredo sono il percorso fronte Piazza della Repubblica e Piazza Duomo, con la pavimentazione in lista in giallo d'Istria a passo regolare, poi un secondo percorso a marcatura delle piazzette Gattinari e San Marco, con una pavimentazione con liste in giallo d'Istria raddoppiate. Poi delle campiture all'interno di queste griglie in pietra d'Istria o Ossera, quindi con una tonalità più chiara rispetto a quelle che comunemente noi usiamo, che è poi la pietra bianca di Venezia, che ha una tonalità, un colore più vicino, possiamo dire, alle attuali lastre in graniglia in cemento bianco. Qui abbiamo i bordi in ciottoli tracchite lungo Corso Martiri che congiungono il filare dei palmizi piantumati nel 29 e che ovviamente manteniamo, e poi il bordo in ciottoli lungo il porticato continuo del palazzo Sprocani. Abbiamo poi delle panche in pietra a bordatura, limitazione, a marcatura della piazzetta San Marco, a memoria appunto dell'originario recinto in pietra e ferretti, e anche la bordatura della piazzetta Gattinari e la sua appunto marcatura a ridosso del Duomo di Sant'Andrea. Gli altri elementi sono gli attraversamenti storici pedonali in liste di pietra, la demarcazione a terra con segni nel pavimento delle piazzette Gattinari e San Marco, soprattutto quella San Marco in modo ancora più evidente, più marcato, più definito, e la riproposizione delle liste provenienti dalla calle che separava Palazzo Altan dal Palazzo Persico, quella casa comunale demolita nel 99. E ecco, questo per la parte, come dire, per la parte centrale. Per la parte poi di congiunzione a Piazzetta San Marco abbiamo la maggiore, come dire, definizione e valorizzazione della colonna San Marco e l'attraversamento, i due attraversamenti, uno sulla calle Beccheria e uno sulla calle della Stretta, quindi come margini di intervento spaziale. E questo appunto è la coda del listone verso la porta San Giovanni. Spazi, questi sono le proporzioni del dettaglio che prima avevamo già documentato. Adesso vedremo velocemente, per non tediarvi, a particolari di natura costruttiva, e se sei d'accordo Cristiano, io li definirei per una parte che poi come dire, si ripropone anche per le arti. Io partirei come elementi di dettaglio dell'angolo del listone a ridosso della chiesa di Sant'Andrea. Abbiamo delle liste regolari in giallo d'Istria a passo 4,15 e di larghezza 40 cm a piccoli tagli, quindi piccola pezzatura per ovviare i carichi di natura meccanica per attraversamenti, per gli attraversamenti carrabili. Poi abbiamo delle liste a mezzo passo, sempre in giallo d'Istria, di larghezza di 25 cm. All'interno di queste abbiamo delle campiture in pietra giallo orsera, quindi con un giallo molto bianco, appena
sufficientemente fredda, sempre di larghezza di 25 cm, anche questa con un taglio ridotto, con una pezzatura ridotta. Poi delle canalette a scomparsa per la raccolta delle acque meteoriche, con una forina continua, con una doppia lastra in giallo-distia, per una larghezza totale di circa 50 cm. Poi un bordo in ciottoli trachite lungo il corso di Via Martiri, a contenimento e riguardo dei palmizi. C'è il mantenimento di passi carrabili esistenti in trachite, e la demarcazione appunto sia della piazzetta Catinari con liste trachita larghe 25 cm che poi lo troveremo anche dalla parte della piazzetta San Marco. E poi ci sono le aiuole con il tappeto erboso, i cordoli in trachite da 15 cm l'acciottolato, che è lo spazio di bordo tra il Stone e il corso Marta Libertà, proponendo, come dire, sul piano del materiale, della tessitura della pavimentazione, quello che storicamente è sempre stato, cioè le strade, come la presa del corso Martiri, era tutto in acciottolato, quindi una lettura parziale, come dire, ma definita di questo bordo strade in acciottolato. Poi c'è la ricomposizione, in questo caso, di due attraversamenti storici, conformati peraltro sul modello già eseguito a ridosso della Corona San Marco nei precedenti interventi, quindi cordoli in trachite da 15 cm, corsia doppia in trachite da 50 cm, le lastre centrali miste in giallo-vista da 50 cm, l'acciottolato tra le liste in pietra e il recupero dei lacerti originali che spesso abbiamo trovato, ritroviamo anche in questo caso, in trachite. Poi abbiamo una panca in pietra che delimita e inquadra in qualche modo maggiormente la piazzetta, e dei paracadri anti-intrusione in pietra a ridosso della strada. Questo tipo di dettaglio, come dire, noi lo possiamo poi ritrovare nei vari ambiti, nell'ambito della piazza, della piazza centrale, nell'ambito della piazzetta San Marco e anche nell'ambito dell'Istone per quanto riguarda il percorso di coda a ridosso o verso la porta San Giovanni. Quello che vorrei evidenziare è una cosa, che mentre abbiamo riproposto con estrema, come dire, precisione tutti gli attraversamenti storici su Via Martiri, c'è un unico attraversamento, peraltro ora molto importante dal punto di vista della marcatura e del rapporto tra la piazza e Via Martiri, e che purtroppo non possiamo riproporre, ed è appunto l'attraversamento che sfocia, diciamo, sul Caffè Sguerzi. Ecco, quello originario era esattamente quello che sta indicando con la freccia, Maitan, è stato spostato, come dire, in asse all'attuale galleria che porta verso Via Spalti. Questo per ragioni funzionali, ecco, questa è una di queste varianti che Cerocchi prima in qualche modo accennava, la possibilità di non poter sempre riproporre storicamente quello che come elementi di invariante storica sarebbe bene riproporre, ma che materialmente non è stato sicuramente possibile. Sì, come ho detto, sta velocemente passando e mostrando con evidenziazione queste marcature. Dunque voglio, chiudendo, dire che sono segni estremamente geometricamente semplici, di facile lettura, che sul piano della percezione visiva non fanno altro che rimarcare spazi che un tempo erano, come dire, tra loro separati, che oggi attraverso il materiale e allineamenti si danno unità, danno cognitivo, rompono la separatezza di questi spazi.